Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una live del vostro Marietto Veneziano. Vi dico le solite cose, il solito pippone per quelli che sono nuovi e si aggiungono a fare domande nuove. Allora, per fare la domanda, nome e data di nascita. E poi una domanda ricca di particolari, se siete separati, sposati, dovete scriverlo, se avete dei figli dovete scriverlo, perché se no, chiaramente quando nelle sibille escono poi queste figure non si riesce bene a capire chi è, se è una concorrenza, se siete voi e viceversa. Poi per gli amici di Face, mi raccomando, iscrivetevi a StreamYard, date l'autorizzazione così che quando fate una bella domandina noi ve la facciamo passare. Alcuni già si sono iscritti, ma purtroppo su Face c'è questa cosa qua. Se no, iscrivetevi nei nostri canali YouTube, perché noi stiamo trasmettendo da una piattaforma 2 postazioni di YouTube e una postazione Face. Vi ricordo inoltre che abbiamo i nostri canali Face, Radionica, Radiestesia, Teologia ed Ermetismo, e abbiamo anche il canale, cioè il gruppo, scusate, i Casti Sacerdotali. Potete iscrivervi, è tutto gratis chiaramente. Poi chiaramente non è da dimenticare il sito del capitano, che è in pista dal 2015 più o meno, forse qualche mesetto prima, e il vostro Marietto ha messo 20 ebook di radionica, radiestesia e tarologia, e anche di, scusate, lettura delle mani, chiriologia. Quindi si può andare nella sezione PDF, ne hanno già scaricati 175.000, sono gratuiti, e ci sono tantissimi circuiti radionici e quadranti radiestesici con tanto di istruzione. Quindi se volete potete andare nel sito. Nel sito anche c'è uno shop dove il Diagramma Marietto Veneziano propongono questo talismano magico, costa 150 euro più 10 euro di spedizione, programmabile, si possono mettere anche altri programmi. Quindi questo Best Buy, cioè praticamente è un ciondolo magico che dà delle protezioni e si può programmare a dipendenza di chi lo acquista, nel senso che si possono aggiungere programmi tipo dimagrimento, allontanamento di qualche persona noiosa e via dicendo. Nello stesso sito abbiamo anche la possibilità e offriamo i sigilli consacrati su misura, non sono sigilli che si comprano stampati a casaccio su Face, sono consacrati. Per creare un sigillo del genere ci vogliono 3 ore circa di lavoro, più 1 ora e mezza, mettiamola lì così, di consacrazione. Sono sigilli, ce ne sono più di 52 e ogni sigillo opera e ha una sua caratteristica. In più abbiamo anche la possibilità di fare dei riti propiziatori per il lavoro, per la ditta, per il benessere, per tutto quello che in fondo durante un consulto può uscire che serve alla persona. Certamente non chiedeteci costi subito, per il semplice fatto che bisogna studiare una strategia a tavolino per fare in modo che questi riti propiziatori poi siano più attivi possibili. Poi passiamo alle solite notizie. Alle 21:15 questa sera ci sarà il De Garda con noi, che farà praticamente le stese gratuite, e c'è anche il venerdì alle 21:15. Al mercoledì ci sarà anche il Marietto, quindi questo si verrà. Invece l'orario fisso più o meno è alle 11:20 ogni mattina col vostro Marietto veneziano. In futuro poi cambieremo orari, perché il Marietto passerà anche alle 18, perché ci sono molte richieste alle 18. Bene, vediamo le nostre domande. E vedo già subito una domandina di una nostra amicizia che saluto. Lei si è iscritta a Face, giustamente, a StreamYard. Buongiorno Vincenzo, ho avuto un blocco con il Super Green Pass per un pasticcio con documenti, non riesco a risolvere, grazie. La domanda è se riesce a risolvere, giusto Vincenza? Capisco bene? Cioè la domanda è, vediamo meglio la domanda. Allora, buongiorno, Vincenza del 73, ho avuto un blocco col Super Green Pass per un pasticcio con documenti, riesco a risolvere? Ecco, l'avevo letta male. Vediamo subito. La nostra Vincenza.
sembra che la possibilità di risolvere ci sia. Vediamo adesso. Vincenzo, vediamo un po'. Vincenzo dice sì, che ho letto bene la domanda, grazie, perché ogni tanto non riesco a intavolare bene la domanda, perché voi avete chiaro l'idea, ma il detto no. Bene, vediamo un po' il Super Green Pass della nostra Vincenza, se riesce a risolvere. È proprio una questione di legge, c'è un cambiamento nella legge nel futuro. Vedo che c'è il viaggio, il cambiamento e il sacerdote che rappresenta sempre la giustizia, la legge. Quindi effettivamente sembra che la situazione sia in un cambiamento della legge. Quindi, perché il sacerdote indica proprio la legge, la giustizia, le cose giuste, le cose sempre che cercano una verità. E il viaggio è sempre un cambiamento che, a dipendenza di quello che segue, quindi è un cambiamento di giustizia. Vediamo ancora. Vincenza, qui la situazione non è facile. Vediamo un po'. Allora, vedi, militare, vediamo nel passato. Vedi, questi documenti purtroppo nel passato vedo che c'è stata anche una donna, una persona che si è messa di traverso per questi documenti. Tu eri molto speranzoso per aver fatto le cose in modo corretto, ma vedo qua che c'è il militare, c'è sotto qualcosa, non dico di segreto, ma sicuramente qualcosa che bisogna stare attenti e con attenzione. E vedo che tu lo speravi, però purtroppo qualcuna con questi documenti si è messa di traverso. Infatti ti è arrivata una comunicazione ufficiale che la situazione del Super Green Pass non era a posto. Quindi sembra che nel passato, per questioni tecniche, forse anche segrete, tu eri speranzosa, però purtroppo la cosa ha avuto dei contrattempi, proprio perché è stata una persona che l'ha fatto intenzionalmente. Almeno si vede dicono qua. Nel presente, cosa vedo per questo Green Pass? Che tu che ti attivi, cerchi di risolvere la situazione, ma c'è proprio un blocco, vedi, una solitudine in questa risoluzione. E vedo che da lontano arriveranno delle problematiche. Sembra che anche se tu ti attivi per questo Super Green Pass, sembrano che arrivino da lontano, questa linea è presente, delle problematiche importanti. Ops, non si vedeva la linea. Delle problematiche importanti, che sembrano bloccare. Nel futuro, vediamo Vincenza, allora, molto probabilmente la situazione per questioni, perché vedi c'è denaro, un esame da fare ancora e poi sembra che si porti a casa il risultato. Quindi diciamo che la situazione sembra a risolversi tramite un esame, che la situazione si sblocchi, vedi? C'è anche, però attenzione, perché ci sarà sicuramente uno sblocco generale della situazione nel futuro, massimo 1 o 2 mesi, no, vedo una situazione estremamente sbloccata, e anche perché tu lavorerai bene per raggiungere l'obiettivo del Super Green Pass. Quindi attualmente la situazione è ai ferri corti, bloccata. Nel futuro grazie a un uomo che ti farà passare un esame, molto probabilmente un test, con del denaro, però vedo che cercherà del denaro, o ci saranno dei costi in ogni caso, vedo che il risultato lo porti a casa, anzi sembrano che siano 2 le persone, forse anche un dottore tra l'altro, e vedo che il risultato lo porta a casa. Però è l'esito che fa la differenza. Nasceranno purtroppo qualcuno che ti spierà e tu vedrai da lontano, e l'esito non è sicuramente favorevole. Sembra che fra un po' dovrebbe svilupparsi una situazione estremamente vantaggiosa, però vedo che da lontano qualcuno vuole negare questo Super Green Pass, e vedo che tu lo vedi andar via e lo aspetti. Quindi come potremmo riassumere questa situazione? Beh, la situazione è che
fra un po' sembra che la situazione si sblocchi e ti arrivi il Green Pass, no, sembra che tutto scivoli via, ma attenzione perché ancora un bambino nasceranno dei problemi e tu lo sospererai ancora e lo aspetterai. Quindi non è una cosa, per domani, sicuramente si risolverà. Fra un po' molti ti daranno un aiuto per risolvere questa situazione, però vedo che c'è attenzione che c'è qualcuno che ti spia, vedi? Nasceranno persone così e tu avrai paura di perderlo e lo aspetterai. Quindi io, penso, tramite quello che ci han fatto vedere Sibille, che la situazione fra un po' sembra che si sblocchi e avrai sicuramente una soluzione, no, magari temporanea, e poi però ci potrebbe essere ancora un pericolo che qualcuno ti spii e ti cerchi di far perdere ancora di nuovo il Green Pass. Quindi sembrerebbe che per il momento comunque è tutto bloccato. Nel futuro prossimo, entro 2 mesi, sembra che la cosa si sblocchi nella direzione, e porti a casa il risultato. Poi attenzione, perché nasceranno ancora delle problematiche che qualcuno ancora comunque il tuo documento che è andato perso molto probabilmente è stato causa di una donna che l'ha fatto proprio con intenzione, almeno a Sibille danno questa indicazione. Posso leggere così. Bene, andiamo alla prossima. La prossima domanda. Allora, c'abbiamo Sally che fa una domanda, ma Sally, chiaramente, Vincenza ringrazia, Allora Sally, tu hai fatto una domanda, Sally fa una domanda e dice: "Buongiorno, adesso 27 del 93, torna a vivere in Italia". Allora Sally, questo Vincenzo che è tuo figlio o il tuo fidanzato o non so, devi arricchire la domanda, devi fare in modo che la domanda sia arricchita come hanno fatto gli altri l'altra amicizia. Adesso dovrò passare oltre e aspettiamo che tu arricchisci bene, la rifai, la ricompleti perché la domanda e la risposta è gratuita, ma le domande devono essere fatte bene, come ad esempio la nostra Daniela Zara, che la scrive bene, chiara e è capibile. "Buongiorno Marietto, mi chiamo Daniela del '73, anch'io per un pasticcio burocratico, quelli del '73 è un PIN burocratico, non ho ricevuto il Super Green Pass dopo la terza dose fatta, più di un mese fa. Si risolve la situazione, grazie". Quindi se volete una risposta dovete, come queste 2 persone qua, farla bene, è una domanda. Vediamo un po' se per la nostra Daniela del '73 la situazione sembra risolversi. Allora, le problematiche Daniela, anche come per Vincenza, sembrano che ci siano, e non sono poche, e però sembra che siamo sulla strada giusta per risolvere la cosa, dopo la terza dose vediamo un po'. Vediamo un po' per la nostra Daniela. Attenzione però perché vedo che c'è qualcuno, almeno per la nostra amicizia prima, vedo che c'è stato proprio qualcuno che intenzionalmente ha fatto questo pasticcio, non so per quale motivo, ma ha remato contro. Vediamo per la nostra Dani. Leggerezza. Allora, c'è qualcuno che qui in questo caso qui invece sembra quasi che stia per risolvere la situazione, perché vedi la leggerezza, l'amante, sembrano motivati a darti una mano. C'è qualcuno che da lontano sembra motivato a darti una mano. Vediamo un po'. Ma allora, qui siamo un po' diversi come situazione. Infatti anche il pendolino puntava su una situazione estremamente migliore. Allora, nel passato vedo che c'è stato entusiasmo a fare il terzo
la terza dose, no, vedo che insomma si era quasi orgogliosa di fare. Forse ti sei pentita, non so, ti sei pentita o c'è stato un pentimento, c'è stato qualcosa che o dei rimpianti, c'è stato dei rimpianti e poi vedo che c'è stata entrata in scena una persona che esatto, forse nell'esame, perché quando c'è l'artista è sempre una persona che in questi casi è l'esaminatore e l'esaminatore sembra che appunto, non so se per questioni di soldi o questioni burocratiche, vedi denaro, l'esaminatore, deve aver fatto un pasticcio. E in fondo tu in questo momento hai un po' di rimpianti di averlo fatto lì in quel posto lì molto lì. Però eri molto motivata a farlo o ci credevi molto in quel momento lì. Questa linea è passata. Nel presente io vedo che c'è qualcuno di importante vicino a te che vedo che è molto motivata, è molto motivato a darti una mano. Cerca proprio di darti una mano e di rattoppare questo problema. È una persona importante che ti vuole bene, più grande, lo vedo molto, molto, come si suol dire, impegnato ad aiutarti e nella linea presente lui ci sta dando veramente una mano importante, una mano importante. Poi il futuro com'è? Il futuro per questo documento vedo dei blocchi importantissimi, vedi prigione, morte, insomma questa persona cercherà di muovere qualcosa, però la situazione sembra bloccata. Ci sarà gente che ti spia anche addirittura, che ti controlla e vedo che tu sei molto delusa, vedi passare che non arriva questo documento, sebbene c'è stata questa persona importante che si è mossa per aiutarti e fare in modo che le cose vadino a buon fine. E vedo che c'è qualcuno molto motivato a darti una mano. Tu comunque, Dani, sei una persona ecco, brava, brava Daniela, ma vedrai che c'è qualcuno che ti vedi, la Daniela fa un complimento, che ha fatto la terza dose, ha preso un'azienda sanitaria diversa dalla mia, ho fatto tutte le segnalazioni ufficiali e oggi vado di persona. Brava. Comunque vedi, c'è qualcuno oggi che ti aiuterà e cercherà di mettere a posto, però le cose saranno bloccate. E in futuro? Attenzione perché Daniele, ci sarà qualcuno anche che cerca di mettere bastoni fra le ruote e tu dopo questo periodo di movimento, di attivazione, vedo che c'è qualcuno che cercherà di lavorare per aiutarti. E il finale com'è? Tu lo aspetterai e vedo che ci sarà qualcuno che si attiverà, una donna, si attiverà per aiutarti, no? E sarai vincente perché sei una persona molto forte. Quindi vedo che la situazione, le sibili ci stanno a indicare che adesso dove andrai molto probabilmente oggi ci sarà una persona che capirà il tuo problema e cercherà di darti una mano. Poi si bloccherà tutto per le solite questioni italiche e poi adagio vedo che c'è un'altra persona, due, un uomo molto probabilmente, o tu che ti attivi, potresti essere anche tu, ma vedo che poi in quegli uffici che andrai ci sarà una donna che si attiverà in modo importante, potresti essere anche tu che vai a destra e a sinistra e il risultato lo porti a casa. Sembra che il Super Green Pass, tu molto probabilmente, a parte i prossimi giorni che sarà una situazione difficile, tutto bloccato, penso che lo otterrai perché sei una persona molto forte, molto, che hai vinto anche altre battaglie dove ti hanno in un certo senso attaccato. Bene. Già, ti sei pentita. E infatti la nostra amicizia afferma, certo che ti sei pentita, l'ho visto. Ok. Adesso abbiamo un'altra nostra amicizia, la Mara. La nostra Mara
che ci fa una bella domanda. Vedete, queste son domande complete che fa piacere anche rispondere perché sono ricche di particolari allora, la nostra Mara qui è che ha un rinnovo da patente e deve cambiare medico esaminatore, un po' allora, in sostanza la nostra amicizia Mara sta andando per un rinnovo da patente, e chiede se deve cambiare, medico. Bene, vediamo un po'. La domanda è: va bene il medico che ha per l'esame? Allora, per l'esame e la visita sembra che il medico, il pendolino ci dia l'ok, che sia valido. Adesso vediamo un po', Allora, omaggio prezioso e denaro. Beh, è un bel taglio Mara, è un bel taglio perché si vede, vedi, il denaro e l'omaggio prezioso, cioè sono 2 qualità importanti, cioè c'è, praticamente, come si dice, una situazione vantaggiosa, Vediamo un po' tutta la stesa, Ma guarda, guarda Mara, il pendolino ha detto di sì, che supererai l'esame, però vedo che qua la situazione Mara è un po' complicata. Sembra un medico che sei già stato un'altra volta, con cui hai parlato, però non dice sempre le cose giuste, vedi? C'è la falsità, questo è nel passato. E forse c'è anche qualche segreto. Infatti tu sei sempre stata un po' ansiosa, quando andavi a fare queste visite. Nel presente vedo che ci sono dei blocchi lì e una perdita di denaro con questo tipo, sebbene tu sia speranzosa di superare la visita. Quindi diciamo che se vai oggi nel presente la situazione è difficile con questo medico e attenzione perché, vedi le sibille ci stanno ancora a indicare, che, questo qui farà qualcosa di nascosto, magari anche un medico, diciamo così, che si sa vender bene perché vedi c'è l'amante, il colloquio, però vedi sembra che riceverai delle notizie che non saranno interessanti. Ti vedo piangere, no, tramite anche una persona che già ti conosce da tanto tempo e riceverai un messaggio, Quindi vedi, legge, una persona, magari qualcuno lì ti attacca, leggerezza, superbia. Beh, queste sibille mi fanno indicare il pendolino ha detto di sì, no, magari quel medico lì per altre cose sarà sicuramente bravo, no, l'esame sicuramente sembra che lo superi, no, però, è meglio che cambi medico, perché ci sono delle situazioni qua, vedi legge la nemica, poi tu che piangi, vedi? Poi qua disgrazia, perdita di denaro qua, qualcosa che lavora di nascosto contro di te anche se sembra che sei che lui faccia il tuo job, ti aiuti, però poi qua ti vedo piangere, comunicazioni importanti, è una situazione difficile. Le sibille mi dicono che è meglio che, se cambi medico è meglio, Magari sarà sicuramente il test lo supererai, ma è meglio che, cambi un po', zona, medico, chiamiamolo come vuoi, però insomma stai lontano, Bene, perché ti ho visto piangere in futuro, per questo medico qua. Andiamo avanti, mh? Sì, fai bene, perché, non mi dà affidabilità, Le sibille cioè lo passerai di sicuro, ma quel medico lì sembra che di nascosto faccia qualcosina. Soprattutto una, magari ha una segretaria o qualcuno, bisogna stare un po' attenti, Mh. Perché abbiamo visto oggigiorno che, alla TV, non tutti, sono, medici che vogliono bene il proprio paziente, Bene, vediamo un po' se c'è qualche altra domanda interessante, fatta bene,
Allora, la Selli molto probabilmente non ha sentito che deve riformulare bene la domanda, quindi, è come oppure magari non è più in linea, quindi lasciamo stare, Vediamo un po'. La Michela. Vedo una domanda dalla Michela, Vediamo un po' la Michela. Dov'è la Michela qua? Vediamo un po' la Michela. Ecco Michela. Allora, cosa prova per me? Marco 85 e Diana, del 91, sono Diana del 91. Allora, Michela, cioè scusa Diana, dovresti però dimmi una cosa, siete single, ognuno di voi ha una famiglia, insomma dovresti un po' arricchire la domanda, perché magari siete single oppure siete accompagnati, oppure, avete già altre relazioni, ecco, o tu o lui avete, cioè dovresti mettere un po' più informazioni, Vediamo un po' se c'è qualche vediamo un po' se c'è qualche altra domanda. Ecco, Diana, se metti qualche informazione in più bene, se no chiudiamo qua e vi aspetto domani alle 11:20, per le solite sibille. Mi raccomando, se volete fare delle domandine che siano ben scritte, boh, non ha scritto niente Diana, annulliamo. Bene, cari amici, allora io vi aspetto domani per la solita mezz'oretta con Marietto Veneziano. Sapete che se volete fare domande devono essere precise, ricche, come hanno fatto queste nostre 2 o 3 amicizie che hanno scritto bene, come hanno steso bene la domanda, e quindi le sibille hanno avuto facilità e si ha la facilità anche di interpretare. Bene cari amici, io vi aspetto questa sera il Decade 21:15 e se volete un consulto sapete che sono sempre 20 €, 45 minuti al numero che passa qui sotto. Grazie.